difficoltà, può anche saltare la catena. Sì, può anche perdere le ruote dei migliori, comunque non è che è E intanto su Forest si è portato Kim Andersen, il corridore danese, quando mancano 5 km alla conclusione. Anche Cesarini in testa, ecco Forest, compagno di squadra del vincitore della tappa di ieri, Bago. Ed ecco ancora un attacco da parte di uomo della scala. Si tratta di Jesper Skibby, il danese Jesper Skibby, che ricordiamo autore di una lunghissima fuga nella Frecciavallone. Adorni, cosa prevedi per questo finale? Sempre Skibby in testa. Ma io credo che ormai il gruppo arrivi sotto l'ultimo chilometro tutti assieme, quindi tutti stanno cercando di portarli assieme. Il problema secondo me è proprio questa curva, come ha detto Moser, e chi arriva lì col rapporto giusto, perché gli ultimi 350 metri sono pendenza 9-10%, quindi certamente bisogna fare la curva in testa e il rapporto giusto. 4 chilometri alla conclusione e c'è uno strappetto. C'è uno strappetto, c'è una galleria, credo che sono passati sopra per i problemi di illuminazione. Infatti uno spagnolo scatta perché è un trampolino di lancio, potrebbe essere questo, per uno che riesce a fare il vuoto. Certamente sono ancora 3 chilometri e con un gruppo Di camera con il numero 174 Zadrobilek. Ecco lo strappo ai 3 chilometri. Sì, adesso qui è finito, adesso c'è un po' di discesa, non sono neanche tanti davanti, saranno una quarantina. E c'è Saronni. Sì, non mi pare che abbia molta intenzione di fare la volata perché è troppo indietro, adesso lì bisogna cominciare a stare davanti, perché se il gruppo sta allungato così si rischia di arrivare in questa curva nelle posizioni sbagliate, insomma. Ed eccoci a 3 chilometri dalla conclusione con Bauer all'attacco. Ecco qua il canadese Bauer con Fernandez. Juan Fernandez, eccolo qua, un atleta che abbiamo già visto vincente al Giro d'Italia. Juan Fernandez spagnolo e Steve Bauer il canadese, mentre vedete la maglia ciclamino di Breking. Poi Cesarini in testa, Cesarini, Breking, poi Newlands, Roche, poi eccoci ancora sui due uomini al comando e Steve Bauer, il canadese, secondo alle Olimpiadi di Los Angeles nella scia di Grewal, terzo al mondiale di Barcellona, primo Criqueillon, secondo Corti, terzo Bauer. Juan Fernandez, l'uomo di punta, 300 metri di vantaggio del tandem di testa. Juan Fernandez il leader della formazione della Toque Zahor, mentre all'inseguimento del tandem di testa, che ricordiamo è composto dallo spagnolo Juan Fernandez in prima posizione e dal canadese Steve Bauer col caschetto, si sta muovendo Tommasini. Siamo a circa, ecco qua Tommasini è uscito dal gruppo. Ecco il gruppo con Breking in quarta posizione. Siamo a 2 chilometri dalla conclusione. Diciamo che il terzetto di testa può affrontare con più calma, con più tranquillità, cioè affrontare senza affanni lo strappetto, la sorpresa dello strappo finale. Ha un poco vantaggio con uno scatto forte, il velocista, lo scattista come Argentin può annullare questo vantaggio senza problemi. Dipende da come adesso i suoi gregari lo terranno lì vicino ai fuggitivi. Allora vediamo in testa ancora Fernandez spagnolo e Bauer, poi Tommasini e quindi il gruppo stanno per arrivare allo striscione dell'ultimo chilometro. L'ultimo chilometro 400 metri in pianura, 300 in discesa e poi lo strappo finale di 300 metri per raggiungere il traguardo conclusivo qui a Roccaraso. Non dà nessuna possibilità ai battistrada Moser. Ecco Bauer con Juan Fernandez, è stato riassorbito il giovane lombardo, quindi due uomini al comando con il gruppo a 150 metri. È sempre Bauer che conduce l'andatura. La tenuta che hanno. Siamo all'ultimo chilometro, Bauer e Juan Fernandez
un centinaio di metri di vantaggio nei confronti del gruppo compatto. Non credo loro che si aspettino un arrivo così, sembra quasi che stiano controllando per la volata, ma credo che debbano... Avranno una brutta sorpresa. Credo di sì, quando fanno la curva è dura dopo. Allora Bauer e Fernandez adesso che scatta, Fernandez in prima posizione, ma ecco che gli uomini della Gavis Bianchi stanno riportando il gruppo sui due battistrada, quindi gruppo ancora compatto ai 700 metri. Ecco il tratto pianeggiante, attenzione, la curva di cui parlavamo. Per fortuna non c'è stata nessuna caduta. Ed ecco lo strappo con Argentin in terza posizione. Chioccioli schiatta, è scattato Chioccioli mentre passa la macchina della radio con Coppola in diretta, ed è ancora Argentin che scatta nuovamente ed Argentin vince. Primo Argentin, secondo è Chioccioli, terzo Valdeverte, poi Saronni, Pagnin, poi Van Braban, Colagé, Anderson, Vitali, poi Baron Kelly, la maglia rosa, poi ecco Fondriest, poi Vinnen, Vona, Meyer, Vanotti, poi ecco Rossignoli, Scheppers, Leali, Bernard, Vandi si sono fermati proprio dopo aver superato la linea del traguardo, anche Conti, Massi, poi vediamo